In questo stadio fantastico che tutto sembra possibile, mentre sul campo si genera un desiderio invincibile. È l'orgoglio Granata, come una squadra lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, una promozione. In questa storia fantastica, in questo calcio del Porto, i nostri cuori Granata, con sogni fatti di gloria. Posso toccare il cielo, lo posso fare per davvero. Lascia che questa partita ti porti con sé, non c'è più niente da perdere. Portogruaro Ale, in questo stadio fantastico, Portogruaro Ale, noi batteremo il mondo. Una valanga di gol che fanno vibrare la tribuna centrale, il sogno di uno scudetto che ci fa andare in delirio totale. Noi come voi che tifiamo per sostenere una squadra sola, poi come noi ci buttiamo dentro una storia nuova. Dentro lo stadio suona una ritmica forte, si sente da fuori l'orgoglio Granata, leva via la polvere dai cuori. Speaker suona musica buona, Portogruaro 1-0. Tifiamo Portogruaro Ale, in questo stadio fantastico dove i sogni si avverano, con 100 gol che ci uniscono e i nostri cori che esplodono in mezzo alla curva, fanno un gol più veloce del vento. Con questo Porto fantastico posso toccare il cielo. Portogruaro Ale. Signore e signori, buongiorno, benvenuti per questo importante incontro, campionato di Serie C femminile, Girone C, Portogruaro Venezia Calcio. Ricordo che c'è una variazione di campionato, la gara del giorno 23 qua presso questo impianto contro il Merano viene anticipata a venerdì 7 aprile ore 19. Il Portogruaro Calcio Femminile dà il benvenuto al presidente, dirigenti, squadra del Venezia Calcio e tifosi al seguito. Formazioni che stanno per scendere in campo: Venezia Calcio, Pacagnella, Gastaldini, Malvestio, Bortolato, Tosatto, Dalla Santa, Baltassin, Tasso, Vivian, Conventi, Centasso, Amdei, Longato, Guizzonato, Sciopeltessanna, Poncato, Boschero, Fusetti, Cecchinato, Concedera. Allenatore signor Murru. Portogruaro Calcio Femminile, numero 1 Fontana, 2 Gava, 3 Desiati, 4 Bigaran, 5 Di Lenardo, 6 Gava, Gava Carlotta, 7 Finotto, 8 Durigon, 9 Raicovi, 10 Gasci, 11 Battagliotto. A disposizione dell'allenatore signor Bisioli, 12 Piovesan, 13 Volpati, 14 Vignaldel, 15 Chiarot, 16 De Fazio, 17 Piemonte, 18 Tollardo, 19 Giorni, 20 Furlanis. Arbitrale contro il signor Mucignato, sezione AIA di Pordenone. I suoi assistenti sono i signori Liotta, sezione AIA di San Donà, e il signor Cararetto, sezione AIA di Treviso.
Metti il scusami. Queste palline del giubbotto perché metti un po' assicurazione. Aspetta. C'è più il banco qua. Non so se ti ricordi. Là, al Pordenone, Al banco qua non è. E sono quelle. Perché Vuoi fare la foto? queste sono proprio poche. Non avevi partite oggi? No, perché Carlo riposa. Chiamala! Il Porto si sta risollevando con il cambio di allenatore.
Non è che gli ha fatto un pallone di Silvia! Tirata! Bella cazzo! Brava!
Era fuori. Guardiamo dietro! Dietro! Arbitro! Era il gioco! Prima che si facciano male! Momento di silenzio si dice ma quindi diventi matto. Sono pericolosi. Qui!
Sì, sì, sì. Però fanno già stampare. Ma dai. No, che libera! Siamo dopo il Non c'è l'area del corner? C'è la lunetta, lo spicchio di lunetta del corner. Forse... Ma che bello!
Facciamo un applauso. Andiamo, forza, andiamo, su, diamo un applauso, dai. Vediamo se tutto bene, su, andiamo, il migliore auguri, andiamo. 45, solo recupero. In questo stadio fantastico che tutto sembra possibile, mentre sul campo si genera un desiderio invincibile. È l'orgoglio Granata, come una squadra lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, una promozione. In questa storia fantastica ritorna il calcio in rosa. Ogni giovedì alle ore 21:30 in esclusiva su Media 24 canale 77 la sintesi delle gare di campionato Serie C femminile girone B nazionale. Il calcio in rosa è su Media 24. In questo calcio del porto i nostri cuori granata, con sogni fatti di gloria. Posso toccare il cielo, lo posso fare per davvero. Lascia che questa partita ti porti con sé, non c'è più niente da perdere. Porto Gruaro in questo stadio fantastico. Porto Gruaro noi batteremo il mondo. Una valanga di gol che fanno vibrare la tribuna centrale, il sogno di uno scudetto che ci Manu, se ora hai mangiato i capelli! Dai, dai! Dai che sbaglia!
del Venezia. Ha espulso Visione. Io mi ricordo del Venezia. Vai Ghetta! Vai Ghetta! Dai raga, dentro! Numero 19 ed il Gelotto Bruni e il Gelotto Unico. Sì. No, no.
vantaggio del Porto Nuova, dopo che mette a calcio. Marcatore per non perdere un numero sbagliare, dal numero 10 Garcia Burera. Dai che facciamo il secondo! Hai visto come è iniziata? Marca quelli, dai mo! Discussione del selezio a calcio, entra la numero 24 ed esce da 8.
difesa del numero 9 della 7. Amorigi, Paolo sul portiere. Il capitano fa il numero 9.
10-5. Come recupero? Dai ragazzi! Minuti di recupero, ripeto 4 minuti di recupero. Davanti all'uomo! Sì. 3-1. La roba è genere. Dai, ce la bene! Fischia arbitro. Non fammi saltare! Sì, vai Silvio! Mamma bella mia. Mentre sul campo si genera un desiderio invincibile, è l'orgoglio granata, la squadra lanciata a cercare una via verso una promozione in questa storia fantastica, in questo calcio del Porto, i nostri cuori granata, con sogni fatti di gloria. Posso toccare il cielo, lo posso fare